Ma direi che un'ottima annata, al di là delle avversità atmosferiche che abbiamo avuto in maniera diciamo puntuale, quasi chirurgica in alcune località, però quest'anno abbiamo uve con maturazione anticipata, alto grado zuccherino, e quindi direi che è un anno da segnarsi, perché comunque ci saranno anche ottimi vini. In questo caso siamo nella DOCG del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma comunque in generale per i vini quest'anno è un'ottima annata. La vendemmia qui alla Vigna di Sara festeggia i 10 anni. Una parola per chi insomma porta avanti queste tradizioni. Ma sì, qui si è parlato in questi 10 anni di sostenibilità, di agricoltura biologica, si è parlato di agricoltura eroica, e Sara con la sua Vigna di Sara ha portato grandi ragionamenti ad esempio su quello che è l'agricoltura pionieristica, quindi l'agricoltura veramente quella estrema, ma anche l'occasione per ricordare che proprio quest'anno col 10° anno si celebra poi quello che è la vendemmia notturna, addirittura con l'approvazione di un disciplinare, quindi da quest'anno è ufficiale, la vendemmia notturna è anche disciplinata da carta e quindi da tutto quello che è un disciplinare. Si sente di fare un augurio ai viticoltori che sono impegnati nelle vendemmie? Un augurio, perché dopo questa grande ondata di caldo estiva che ha anticipato la maturazione delle uve, adesso siamo un po' in apprensione per queste correnti fredde, queste precipitazioni, e anche con qualche danno in alcune località tipo Nervesa della Battaglia, tanto per citarne uno, però direi che insomma un grande in bocca al lupo, perché questa dovrà restare fino all'imbottigliamento l'annata del secolo.